Arresti nell'ultima settimana dai carabinieri durante i controlli nel quartiere Piave a Mestre. 2 nigeriani avevano ingerito decine di ovuli. Carenza cronaca di manodopera, la proposta dell'assessore regionale al lavoro: facciamo rientrare gli orundi veneti dando loro formazione e possibilità. La sanità del Veneto dell'ultimo biennio nel mirino di un sondaggio commissionato dalla CISL fra 3.500 cittadini. Per 7 veneti su 10 è peggiorata negli ultimi 2 anni. Insulti social alla figura del generale Luigi Cadorna, il segretario di indipendenza veneta Michele Favero, condannato a risarcire gli eredi. Non mi pento, lo rifarei. Con una celebrazione nella chiesa di Via Piave, oggi la Polizia di Stato ha festeggiato il patrono San Michele. Proprio ieri invece la Questura ha lanciato un concorso per le scuole insieme alla Biennale. Blitz dell'ambientalista Venezia contro il piano siccità regionale. In 2 si arrampicano sul balcone del palazzo a Santa Lucia. Intanto in città provocazione di un artista, una Madonna con il boccale da sub, simbolo della città che affonda. Tumore al seno: per sensibilizzare la popolazione femminile, effettuare gli screening. Torna il vaporetto rosa, ma quest'anno ci sarà anche l'autobus per coprire la zona della terraferma. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura: continuano i controlli delle forze dell'ordine in Via Piave a Mestre. Nel corso di questa settimana i carabinieri hanno arrestato 4 persone. I carabinieri di Mestre hanno arrestato 4 persone durante le operazioni di controllo nell'ambito di quanto disposto dal prefetto di Bari in Via Piave. Il primo, martedì, hanno fermato un cittadino italiano che si spostava col suo monopattino, trovato con 21 dosi di cocaina, 6 di eroina e l'involucro di hashish, tutto perfettamente confezionato. Durante il controllo il giovane ha anche opposto resistenza, per cui è stato arrestato, oltre che con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, anche per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l'udienza di convalida è stato sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Mercoledì invece sono stati arrestati, anche in questo caso per spaccio e resistenza, 3 nigeriani. In particolare 2 di loro, fermati per un controllo, sarebbero stati visti ingoiare degli involucri, motivo per cui sono stati portati all'ospedale di Mestre, dove gli esami hanno poi confermato i sospetti. Uno ne aveva ingeriti 40, l'altro circa 90. Contenevano eroina e cocaina. Il terzo nigeriano invece ha opposto resistenza al controllo, per cui è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e al termine dell'udienza di convalida dell'arresto sottoposto all'obbligo di firma. Cambiamo decisamente argomento, perché mentre in Veneto continua a calare l'offerta, soprattutto di operai e personale specializzato, la Regione ha avviato un'iniziativa per far tornare i discendenti dei nostri emigranti nel mondo. Sentite. Una risposta alla mancanza di forza lavoro in Veneto potrebbe arrivare dai luoghi della nostra emigrazione. L'iniziativa è stata annunciata oggi dall'assessore regionale Elena Donazzan durante la visita ad una delle tante aziende in cerca di operai. Il tema del personale è diffuso in tutti i settori. Abbiamo in mente un progetto di poter richiamare gli italiani nel mondo, i veneti nel mondo, in patria, e offrire loro posti di lavoro e formazione. L'offerta è rivolta ai figli e ai nipoti dei nostri migranti, attraverso degli sportelli virtuali dedicati in tutte le nazioni dove sono presenti i veneti nel mondo. Ad occuparsene sarà la struttura regionale Veneto Lavoro, che incrocerà le competenze offerte dagli aderenti all'offerta tra i 5 milioni di oriundi veneti, con le richieste delle aziende, promuovendo anche possibili corsi di formazione e aggiornamento. Lo faccio attraverso la consulta che in queste ore, la consulta dei veneti nel mondo, che in queste ore sta lavorando a degli approfondimenti. Assessore attivo anche su un altro fronte dell'occupazione in Veneto, quello dell'inserimento lavorativo degli immigrati attualmente nei centri di accoglienza. Donazzan che approva l'iniziativa del sindaco di Treviso Mario Conte per un ufficio di collocamento all'interno dell'ex caserme Serena, ma solo per chi ha i titoli per restare in Italia. Si stringono le maglie. Chi non ha diritto di stare qui deve essere rimpatriato. Per chi ha diritto di stare qui vediamo che bilancio di competenze, sanno fare qualche cosa nella vita, hanno fatto qualche lavoro che è spendibile anche qui. Allora in questo senso anche lavorare con la Regione del Veneto e con il nostro bilancio delle competenze può essere interessante. In primo piano ora la sanità del Veneto. Il bilancio di un ultimo sondaggio dei cittadini non è incoraggiante. Sentite perché. Quasi 7 veneti su 10 ritengono che il servizio sanitario pubblico regionale sia peggiorato negli ultimi 2 anni.
È il risultato di un'indagine della Fondazione Corazzin per la CISL del Veneto, i cui risultati sono stati resi noti a Mestre. I questionari sono stati distribuiti ad un campione di oltre 3.500 persone, il 31% delle quali ha dato una valutazione globalmente negativa del servizio sociosanitario. Poco meno di 1 su 10 si è dichiarato soddisfatto, una percezione negativa che non si focalizza solo sulla lunghezza delle liste d'attesa. Intanto c'è un problema di risorse da destinare al sistema sociosanitario, questa è una questione che noi stiamo affrontando a livello nazionale e anche a livello regionale. In secondo luogo c'è una carenza di personale e in terzo luogo bisogna rafforzare le strutture di presa in carico delle persone nel territorio. Ecco, da questo punto di vista ci sono anche le risorse del PNRR in questo momento da mettere in campo per costruire proprio e rafforzare la sanità di territorio. Il sistema sanitario veneto era generalmente percepito come un'eccellenza e forse questo ha contribuito ad un giudizio severo sul suo stato attuale, misto al timore che le cose possano peggiorare ancora. I cittadini non hanno visto ancora un segnale netto di tendenza inversa e quindi la preoccupazione che le cose possono andare come stanno andando adesso e nelle risposte la preoccupazione che ci si debba rivolgere sempre verso alla sanità privata o comunque a pagamento e quindi con la preoccupazione che il nostro sistema sanitario venga depotenziato, mentre invece la richiesta forte che invece venga fortemente mantenuta. Secondo la CISL c'è da recuperare il rapporto di fiducia coi cittadini e gli stessi intervistati, per quanto critici, riconoscono la presenza di forti potenzialità di miglioramento che però vanno messe in campo per invertire la rotta. Molti rispondenti sono preoccupati perché il messaggio è che si paga chi ha i soldi, si cura chi ha i soldi per pagare. Ecco, questa è un'altra percezione che emerge molto chiaramente. E a proposito, a ottobre entreranno in servizio nell'ULSS 3 nuovi medici di famiglia a Fiesto d'Artico, a Salzano e a Quarto d'Altino. 2 sono invece nuovi pediatri che entrano in attività, uno a Mira e uno a Marcon. Torniamo ora a Venezia perché con una celebrazione nella chiesa di Via Piave oggi la Polizia di Stato ha festeggiato San Michele. Quest'anno la Questura di Venezia ha scelto di celebrare il suo santo patrono Michele Arcangelo, patrono anche di Mestre, nella chiesa di Via Piave, zona che soprattutto negli ultimi mesi ha visto l'incessante attività delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità, grazie ai costanti servizi ad alto impatto. A dimostrazione dell'impegno in tutti i campi, proprio ieri il Questore ha accolto l'installazione fotografica Linea interrotta del maestro Tombolini, raffigurante un dodicenne con la bocca tappata da una X e l'impronta di una mano scura appoggiata al petto. Questure e Biennale dunque hanno lanciato un concorso per sensibilizzare le scuole al tema della violenza, degli abusi e del cyberbullismo. Bisogna fare un'attività che sia non solo un'attività di repressione, ma appunto un'attività accompagnata da progetti culturali, un'attività che si rivolge soprattutto alla fase di prevenzione. Bisogna per loro inseguire le cause e non perseguire gli effetti, perché se si perseguono gli effetti evidentemente è già accaduto qualcosa di drammatico e quindi è già una sconfitta. Un'opera che rappresenta dunque la violenza, spesso figlia dei legami all'interno delle mura domestiche e per questo più difficile da denunciare. Fenomeni che spesso vedono come autori del reato soggetti che sono legati da rapporti amicali, da relazioni amicali, così come nella violenza di genere vedono spesso gli autori di reato soggetti che sono legati da relazioni parentali, il coniuge piuttosto che il compagno della vittima. E appunto partendo da queste caratteristiche che sono tipiche di questo tipo di reati certamente diventa ancora più difficile contrastarle. C'è un numero oscuro che è appunto il numero delle mancate denunce e questo numero va evidentemente fatto emergere attraverso un'attività di prevenzione. E torniamo a parlare degli insulti social al generale Luigi Cadorna, il venetista Michele Favero condannato a risarcire gli eredi. Insulti sui social contro Luigi Cadorna, il generale è passato alla storia per la sanguinosa disfatta di Caporetto nel 1917 durante la Prima Guerra Mondiale. Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta, è stato condannato a risarcire il nipote. Il venetista si era opposto in appello alla condanna del Tribunale di Padova emessa nell'agosto del 2022 che gli imponeva un risarcimento di 10.000 euro a Carlo Cadorna. La Corte d'Appello di Venezia però ha rigettato la sua richiesta, affermando che la critica storica nulla ha a che vedere con il dileggio che nella fattispecie
specie era avvenuto utilizzando epiteti di animali o di figure criminali. Purtroppo è stato rigettato, dico che sono rimasto esterrefatto perché non ho altri termini per descrivere questa cosa qui. Tenete conto che per quanto riguarda invece l'aspetto penale io sono stato assolto sia dai giudici di Padova che da quelli della Corte d'Appello di Venezia. Allora non si capisce perché per lo stesso capo di imputazione debba essere dichiarato colpevole di questo. Il nipote di Cadorna aveva deciso di denunciare Favero in sede civile per diffamazione aggravata continuata. Oltre al pagamento di 10.000 euro, Favero è stato condannato anche a cancellare il post con le offese. Vado avanti, non mi piego e rimango convinto di quello che ho detto, perché io penso sempre a quelle mamme di quasi bambini, perché a 17 anni non si è ancora uomini, che sono stati portati via da casa e sono stati uccisi con la decimazione, cioè con l'estrazione a sorte di un soldato ogni 10 in caso di insubordinazione. Oppure, signora, suo figlio è stato estratto a sorte per volere di Dio, no? Come dicevano gli ufficiali su ordine di Cadorna. È stato estratto a sorte, pertanto lo abbiamo ammazzato e poi l'abbiamo gettato in un dirupo, come è avvenuto ad esempio per Asiago, nella brigata Catanzaro, dove è diventato poi questa fossa, diciamo, di ragazzi di 17 anni, è diventata anche una discarica. Ecco, ma che terminologie dovrei usare io per definire chi ha fatto questo dei ragazzi di 17 anni? E devo essere condannato per aver detto questo? Ebbene, condannatemi, non so che dire. Io rifarei tutto. Torniamo alla cronaca, una notizia proprio di qualche minuto fa. C'è un terzo indagato per la morte di Bruno Modenese, il 45enne di Pellestrina, morto all'ospedale civile di Venezia, dove era stato ricoverato dopo essersi recato di sua spontanea volontà il 16 settembre scorso e deceduto 3 giorni dopo. Una vicenda per la quale già sotto inchiesta 2 infermieri accusati di omicidio preintenzionale. Il nuovo indagato sarebbe un medico psichiatra della struttura 2 sere fa a Pellestrina. Vi ricordo sono state oltre 1000 le persone a partecipare alla fiaccolata per chiedere giustizia in nome di Bruno. Ora qualche istante di pubblicità, noi torniamo tra poco. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ben ritrovati. In primo piano ancora una volta la cronaca, perché sono 2 gli attivisti di Extinction Rebellion saliti con una scala questa mattina sul balcone di Palazzo Grandi Stazioni, sede della Regione Veneto, vicino alla stazione di Santa Lucia a Venezia. Hanno fissato sopra l'ingresso uno striscione che recita "Piano siccità, temo la Regione anche quando porta doni". Si sono poi legati al balcone e da lì hanno pronunciato un discorso ai cittadini. Nel piazzale sottostante è stato montato un cavallo di Troia in cartapesta. L'azione di oggi, afferma una nota il movimento, denuncia simbolicamente come il piano di contrasto dell'emergenza siccità della Regione Veneto sia similmente a cavallo di Troia, un'arma pericolosa presentata ai cittadini come un dono. Vediamo insieme le immagini. Ignora l'allarme della scienza sulla crisi climatica e le sue cause. Il piano siccità è un cavallo di Troia. La politica ci illude che i problemi si risolvano senza cambiamenti urgenti e drastici. Rimaniamo a Venezia perché è durata poche ore l'opera dell'artista francese Colominà. Infatti la polizia locale di Venezia ha sequestrato per collocazione impropria la Madonna in resina verniciata di rosso, collocata la scorsa notte sul ponte dell'Ovo tra il Goldoni e il Rialto. L'installazione dal titolo Red Virgin dell'artista francese Colominà era stata messa nella nicchia sopra il ponte per lanciare un messaggio contro l'emergenza climatica, responsabile dell'innalzamento dei mari, tema particolarmente sentito a Venezia, e non essendo stata richiesta alcuna autorizzazione l'opera è stata rimossa questo pomeriggio.
Cambiamo decisamente argomento, parliamo ora di tumore al seno. Per sensibilizzare la popolazione femminile e effettuare lo screening torna il vaporetto rosa, ma quest'anno non sarà l'unico mezzo di trasporto. Torna per il 6° anno il vaporetto rosa della prevenzione che girerà in tutto il territorio della città di Venezia, in particolare il centro storico, arriverà fino alla Darsena di Marghera. Il vaporetto rosa della prevenzione, come gli anni scorsi, diffonderà il messaggio e l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce alle donne di tutto il nostro territorio. Un'iniziativa nell'ambito delle numerosissime dell'Ottobre Rosa che ha dato ottimi risultati in questi anni e proprio per questo è stata ampliata con una novità. È l'autobus rosa della prevenzione e l'autobus girerà non solo nel territorio della terraferma ma quest'anno anche nei comuni della città metropolitana che sono all'interno del distretto ULSS 3 Serenissima. C'è stata una grande adesione da parte degli altri comuni per amplificare ancora di più il messaggio della prevenzione. Dal tumore al seno si può guarire, ma si può guarire proprio se si fa diagnosi precoce e quindi se si intercetta la malattia ai suoi esordi. Per questo gli screening sono importantissimi. Purtroppo quest'anno sono 60.000 i nuovi casi delle donne malate di tumore al seno in Italia, però Venezia si conferma un territorio in cui, grazie anche alle attività di sensibilizzazione, ha una grandissima adesione agli screening e i numeri ci dicono e ci spingono ulteriormente a portare avanti questi progetti che nascono grazie alla sensibilità di una rete sul territorio fatta di associazioni, di istituzioni pubbliche e private che insieme vogliono arrivare a tutte le donne del nostro territorio. Insieme vogliono dire che dal tumore al seno si può guarire, ma lo strumento più efficace è la diagnosi precoce. Il vaporetto verrà presentato lunedì, mentre nel frattempo i palazzi comunali saranno rosa nelle serate dall'1 al 6 e dal 16 al 31 ottobre. Ne avrete sicuramente sentito parlare in questi giorni. Continuano le polemiche sullo spot di Esselunga in cui una bambina cerca di riconciliare i genitori. Noi abbiamo chiesto ai mestrini che cosa ne pensino. Voi avete visto lo spot dell'Esselunga di cui si sta tanto discutendo? Lei cosa ne pensa? Va bene, è una bella cosa, basta, non dico altro. Ho sentito che la sinistra trova cavilli dappertutto, ma per me cos'è questo? Quello spot della pesca, Ah, per me va bene, è un bello spot. Ma non trovo niente di strano. Cioè, No, si è fatto bene, sì. prende quello che c'è oggi. Cioè, è la realtà delle cose, non è che ha inventato una roba che non esiste. No, ha inventato una cosa, ha fatto uno spot per specificare tutte queste cose qua. Quindi secondo lei queste polemiche sono inutili? Inutile sia a sinistra che non vede, a sinistra guarda anche quante volte vai al bagno, scusa se che ti ho detto. Mi sembra uno spot molto carino, molto dolce, tutta questa polemica mi sembra abbastanza ridicola. In realtà non c'è nulla di così strano in uno spot semplicissimo. Ritengo che a volte vengano sollevate delle polemiche anche sterili, inutili. Cioè, ormai le famiglie si sa che sono di tutti i tipi e di tutti i colori. Siamo nel 2023, purtroppo le coppie si separano e quindi purtroppo i bimbi ne vanno di mezzo. Ed è logico che vogliano riallacciare e che i genitori riallacino i rapporti tra di loro. Però non sempre è così. Io sono d'accordo con quello che è finalmente uno spot carino rispetto a tutti gli spot violenti che ci sono in giro, almeno è qualcosa che una bambina ti fa tenerezza e comunque fa capire che i genitori devono voler bene, perché un bambino si sente sempre responsabile, secondo me pensa di essere il bambino che ha causato la separazione dei genitori. In realtà non è così. Due genitori che sono separati, guarda caso il bambino cerca di unirli e sì, mi piace, dai, non ci trovo niente di strano. Ci sono tanti di quei problemi in Italia che quella è l'ultima cosa, fanno la reclama, basta, fine. Poi uno se lavora e l'accetta, se non... Non hanno altro da pensare, vogliono distoglierci da cose più importanti per quello, questo è quello. Basta, che la smettano, che siano più seri, che facciano proposte più tangibili, più serie. Questo era l'ultimo servizio, vi lasciamo ora le previsioni del meteo, grazie per averci seguito e una buona serata qui su Antena 3.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Il weekend che segna la fine di settembre e l'inizio di ottobre sarà caratterizzato dal bel tempo e da un clima tardo estivo. Vediamo insieme il dettaglio di sabato. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, tanto sole come vediamo, il cielo sarà sereno sulla pianura, poco o parzialmente nuvoloso sui monti. Temperature oltre la norma stagionale, minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Tuttavia in montagna non è esclusa localmente una nuvolosità più consistente. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui prevarrà decisamente il sole con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 26-29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.